shelter in this way. Ciao da Nicoletta e da Daniele che intravedete sul retro dello specchio. Siamo durante una pausa di corso a Lugano e vorrei leggerti una pillolina sui falchi. Un grande re ricevette in dono 2 pulcini di falco e si affrettò a consegnarli al maestro di falconeria perché li addestrasse. Dopo qualche mese il maestro comunicò al re che uno dei 2 falchi era perfettamente addestrato. E l'altro? Chiese il re. Mi rincresce, sire, ma l'altro falco si comporta stranamente. Forse è stato colpito da una malattia rara che non siamo in grado di curare. Nessuno riesce a smuoverlo dal ramo dell'albero su cui è stato posato il primo giorno. Un inserviente deve addirittura arrampicarsi ogni giorno per portargli il cibo. Il re convocò veterinari, guaritori ed esperti di ogni tipo, ma nessuno riuscì nell'impresa di far volare il falco. Incaricò del compito i membri della corte, i generali, i consiglieri più saggi. Ancora una volta nessuno poté far muovere il falco dal suo ramo. Dalla finestra del suo appartamento il monarca poteva vedere con grande rammarico e tristezza il falco immobile sull'albero giorno e notte. Un giorno fece proclamare un editto in cui chiedeva ai suoi sudditi un aiuto per il problema. Il mattino seguente il re spalancò la finestra e con immenso stupore e gioia vide il falco che volava superbamente tra gli alberi del giardino. «Portatemi il fautore di questo miracolo», ordinò. Poco dopo gli presentarono un giovane contadino. «Tu hai fatto volare il falco, come hai fatto? Sei un mago per caso?» gli chiese. Intimidito e felice, il giovane spiegò. «Maestà, è stato facile, ho semplicemente tagliato il ramo. Il falco si è reso conto di avere le ali ed ha incominciato a volare». E ti leggo anche la riflessione che c'è scritta sotto perché è bellissima, poi te la commento. A volte l'universo permette a qualcuno di tagliare il ramo a cui siamo tenacemente aggrappati affinché possiamo renderci conto di avere le ali. Proprio oggi a pranzo parlavo con le persone del corso e si diceva che c'era una signora che ha portato la figlia, la signora si occupa di pasticceria, ha una pasticceria da tanto tempo e ci raccontava di come le sia successo che 2 giorni prima di un matrimonio le dicessero torta e tutto quanto perché il matrimonio saltava. E lei mi diceva, sai che per qualcuno in realtà è un regalo del destino questo, perché col senno di poi queste persone in effetti non erano fatte per stare assieme. E mi diceva anche, pensa a quello che può essere il dramma più grande in un certo momento, come poi nel tempo in realtà può essere il regalo più grande. È ciò che sostengo io da sempre. La vita ha sempre un senso e ve lo dice chi a volte è stato pesantemente graffiato magari dalla vita. Perché tutto ha un senso, ciò che può sembrare la cosa più drammatica, più catastrofica, in realtà è quella cosa che ci permette di tagliare il ramo e di spiegare le ali. La Svizzera per me è stato questo, tante cose che mi sembravano impossibili mi hanno aiutato a questo. Quindi cosa puoi fare per tagliare quel ramo a cui ti tieni aggrappato? Quali sono i rami a cui ti tieni aggrappato con furia, con forza, con tenacia, con la paura di perdere? Vola, spiega le ali perché veramente puoi andare in alto. Con il cuore te lo dico e so che lo sai sentire. Ciao, ciao ciao.